Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. La notte dell'orrore a Naro. Gli investigatori ricostruiscono tutte le fasi del duplice femminicidio di 2 romene massacrate da un connazionale di 24 anni. La madre del giovane collabora immediatamente e consegna in lacrime i vestiti insanguinati del figlio. A Biancavilla nel Catanese picchia e violenta la moglie, maltrattamenti e minacce con la pistola anche davanti ai figli piccoli. Arrestato un 31enne. Catania cassiere ruba 360.000 euro tra contanti e preziosi da una nota gioielleria di via Etnea di proprietà dello zio nella quale lavorava. Uccise 2 rapinatori che assaltarono la sua gioielleria Nicolosi. Nella trasmissione Il Punto su Telecolor parla la moglie di Guido Gianni che continua a chiedere la grazia per il marito oggi in carcere. Mio marito non è un assassino, ha ribadito in lacrime davanti alle telecamere. Vento forte e pioggia in Sicilia, è allerta gialla per il meteo. Il maltempo si abbatte su tutta l'isola causando danni e forti disagi. In Sicilia è emergenza siccità. Da domani scatta il razionamento idrico in alcuni comuni delle province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta. Da venerdì prossimo poi il razionamento riguarderà anche 15 comuni del Trapanese. Calcio nel pomeriggio, Catania a Crotone con tanti volti nuovi dal mercato. Tra poco il Messina in campo contro il Cerignola. Ancora buongiorno, una vera e propria notte dell'orrore, quella fra il 4 e il 5 gennaio a Naro, in provincia di Agrigento. Gli investigatori hanno ricostruito la furia omicida di un giovane romeno che avrebbe aggredito sessualmente e poi ucciso 2 donne. È stata la stessa comunità romena a collaborare alle indagini. La madre del giovane ha consegnato in lacrime i vestiti insanguinati del figlio. Manlio Viola. Uccise per aver rifiutato di avere rapporti sessuali con lui, assassinate al culmine di aggressioni fisiche e tentati stupri in una notte dell'orrore, figlia dei fumi dell'alcol, ma certamente non soltanto di quelli. L'assassino infatti ha cercato di coprire le proprie tracce, ha chiesto di mentire per lui per procurarsi un alibi, ma la comunità romena gli ha detto di no e ha collaborato alle indagini. Sono particolari agghiaccianti quelli che emergono dalla ricostruzione del duplice omicidio di Naro in provincia di Agrigento, confermata anche dalle autopsie che mostrano lesioni multiple a dimostrazione del fatto che le donne sono state letteralmente massacrate. Omar Edgard Nedelkov, 24 anni, la sera fra il 4 e il 5 gennaio era a cena insieme con un amico a casa di Delia Zarniscu. I 3 hanno bevuto, ma quando il giovane ha tentato di aggredire sessualmente la donna, questo l'ha messo alla porta insieme all'amico. È qui che scatta la follia. Durante la cena Delia aveva parlato della sua amica separata da poco e rimasta sola a casa. Nedelkov se lo ricorda. Viene ripreso dalle telecamere mentre va a casa di Maria Rus, accompagnato dall'amico che però davanti al portone saluta e se ne va. Maria Rus sarà la sua prima vittima, l'aggredisce sessualmente, poi la uccide e la dà alle fiamme. Resta fuori di casa e col cellulare controlla che bruci il corpo che aveva posto su una poltrona, sempre ripreso dalle telecamere in strada. Ma la prima aggressione e il primo omicidio non gli bastano. Torna da Delia, sfonda la porta e tenta di violentarla. Lei si difende, viene colpita con qualsiasi oggetto si trovi in casa fino ad ucciderla. Poi il giovane chiama l'ex fidanzata per procurarsi un alibi e l'amico, ma nessuno lo copre. L'amico vuole invece chiamare i carabinieri e viene picchiato. Scappa e fa scattare l'allarme, poi vede le fiamme a casa della prima vittima e chiama anche i vigili del fuoco. Anche l'ex fidanzata si presenterà ai carabinieri a raccontare tutto, così come la madre consegnerà fra le lacrime gli abiti insanguinati del figlio. È la comunità romena a fare pulizia e consegnare il mostro alle autorità, colpita dall'orrore della furia cieca del giovane violento già noto per i suoi eccessi. E intanto non si arrestano i casi di violenza sulle donne. A Biancavilla nel Catanese un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver picchiato e maltrattato la moglie davanti ai figli di 8 e 10 anni. Il servizio è di Manuela Corsi. Ancora un caso di violenza sulle donne, questa volta avvenuta alle pendici dell'Etna. Siamo a Biancavilla, nel Catanese, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie trentenne. Gli abusi sarebbero avvenuti sin dai primi tempi della convivenza, iniziata 13 anni fa e poi sfociata nel matrimonio. Violenze che la donna avrebbe tollerato per quieto vivere, ma anche per paura di essere allontanata dai loro figli di 8 e 10 anni, come le diceva spesso il marito. Quest'ultimo
sarebbe stato solito umiliarla anche in presenza dei bambini, rendendosi autore di violenze fisiche e psicologiche. Le impediva di incontrare i propri familiari, di riprendere l'attività lavorativa, di conseguire la patente di guida. Spesso il 31enne, accecato da una morbosa gelosia nei confronti della moglie, non solo l'avrebbe aggredita tirandola per i capelli e colpendola con schiaffi, ma per soddisfare i propri repressi desideri sessuali l'avrebbe obbligata con la forza ad avere rapporti completi dopo averle strappato i vestiti di dosso. Abusi sessuali che si sarebbero intensificati, secondo i racconti della donna, nell'ultimo trimestre, mai però in presenza dei bambini, tanto che la trentenne, per far desistere il marito dalle sue insane voglie, a volte faceva addormentare nel proprio letto coniugale uno dei figli. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un revolver e una semiautomatica che l'uomo avrebbe usato per minacciare la donna. Per il 31enne il GIP ha ordinato gli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella familiare e il braccialetto elettronico. Raid vandalico nel reparto di radiologia dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove un uomo è entrato e ha messo tutto a soqquadro, danneggiando i monitor della nuova TAC acquistata grazie ai fondi del PNRR, che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che a causa dei danni non potrà essere utilizzata. In tutte le stanze ci sono monitor per terra, frigoriferi aperti, attrezzatura danneggiata, state vedendo le immagini, è lasciata sul pavimento. La porta del reparto, che resta chiusa di notte, era rotta. A Catania adesso, cassiere infedele che ruba i soldi e i gioielli dalla gioielleria dello zio. È accaduto in un noto negozio di via Etnea, ma il giovane è stato preso con i contanti ancora in tasca. Il servizio di Simona Mazzone. Avrebbe rubato oggetti preziosi, orologi e soldi dagli incassi. Così il cassiere di una gioielleria di via Etnea a Catania, un 34enne nipote del proprietario, è stato arrestato dai carabinieri che si erano appostati vicino al negozio aspettando che terminasse il proprio turno di lavoro. Una volta perquisito nelle tasche, il ragazzo aveva una busta con 500 euro e nel portafogli altri 950 in contanti. I militari avevano cominciato a indagare dopo la denuncia del proprietario della gioielleria e dopo aver saputo che era stato commesso l'ennesimo furto di denaro. Così hanno deciso di bloccare il sospettato. In casa del cassiere a Mister Bianco sono state trovate mazzette di soldi per un totale di 250.000 euro, ma anche numerosi orologi, oltre a diversi gioielli in oro e pietre preziose, per un valore stimato di almeno 110.000 euro. Parte dei preziosi aveva ancora l'etichetta e la confezione della gioielleria. Il 34enne è stato arrestato per appropriazione indebita aggravata e posto ai domiciliari. Uccise 2 rapinatori che assaltarono la sua gioielleria Nicolosi nel 2008. Nella trasmissione Il Punto su Telecolor parla la moglie di Guido Gianni, che continua a chiedere la grazia per il marito e oggi sconta una condanna per duplice omicidio. Prima di entrare ho detto ferma se no ti ammazzo. Parlavano solo di ammazzarci, non è che dicevano come le altre volte che avevano tentato le rapine, ferma una rapina, mani in alto, assolutissimamente. Questo già io da subito ho capito che non era la solita rapina. Quindi sono stati minacciati. Quando mio marito ha sparato questi colpi in aria, loro sono diventati più violenti, mi hanno trascinata per i capelli, mi hanno sbattuta a terra, puntandomi la pistola al petto, ho preso una botta in testa, io potevo essere morta. Ora io dico, cioè, mio marito perché mi ha difeso il cliente, ha difeso la sua stessa vita, mio marito si trova in prigione. Dopo 8 anni hanno dato un capo di imputazione infamante, duplice omicidio volontario. Volontario di che cosa? Sono venuti a casa nostra a minacciarci, a picchiarci, perché anche mio marito è stato picchiato da 2 di loro, quindi lo so, ci poteva scappare in morto anche da noi stessi. Mio marito è un eroe, non è un assassino, perché proprio ha difeso no, e non ha sparato volontariamente. Questo è bene chiaro, che lo ribadisco sempre. Non voglio andare in merito ai magistrati, assolutamente, loro hanno fatto il loro lavoro, assolutamente non c'entro niente con loro. È una petizione, abbiamo lanciato sulla Change.org per le firme, la raccolta firme. Io prego anzi di continuare a firmare, ringrazio tutti quelli che hanno firmato finora. In Sicilia è emergenza siccità. Da domani scatta il razionamento idrico in alcuni comuni delle province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta. Dal 12 in poi il razionamento riguarderà anche 15 comuni del Trapanese. Invasi a secco e agricoltura in ginocchio ovunque. Osservato speciale l'invaso di Ogliastro. Ce ne parla Laura Spanò.
In Sicilia è allerta arancione. Senza pioggia, l'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici della Sicilia potrebbe decretare presto l'allarme rosso, a rischio anche le forniture idriche cittadine di molti comuni. Nella piana di Catania preoccupa la situazione dell'invaso di Ogliastro a causa del caldo dei mesi scorsi, associato anche alla mancanza di piogge significative. Il lago che si trova tra Ramacca e Edone è uno tra i principali bacini artificiali che forniscono acqua per uso irriguo alla zona della piana. Secondo il SIAS, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, ma in Sicilia dal 1921 le precipitazioni sono state così scarse nella seconda metà dell'anno, risultando come media regionale inferiori anche a quelle della grave siccità del 1977. Anche se in queste ore è arrivato il maltempo, la Sicilia sta vivendo l'inverno più drammatico della sua storia. Non piove più, invasi a secco, agricoltura in ginocchio e siamo solo a gennaio. Ed è per questo che è scattato il piano di razionamento dell'acqua. I volumi d'acqua negli invasi Fanaco e Leone sono molto sotto il livello di guardia a causa della siccità. Scatta così il piano di razionamento delle forniture idriche definito dall'autorità di bacino nei comuni serviti da Sicilacqua. Così a partire da domani 8 gennaio Sicilacqua ridurrà la portata d'acqua del 10% e in alcuni casi del 15% in 39 comuni che si trovano nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, più 2 consorzi di bonifica, Agrigento 3 e Caltanissetta 4, collegati direttamente al Fanaco o altri acquedotti alimentati da questo invaso. Dal 12 gennaio, poi, ultimati alcuni interventi sul sistema acquedottistico Garcia, saranno coinvolti nel piano di riduzione anche 15 comuni del Trapanese. Il piano di razionamento concordato nell'ultima seduta dell'Osservatorio sugli utilizzi idrici del distretto idrografico della Sicilia sarà affiancato comunque da alcune misure per mitigare la crisi idrica. A Messina uno spazio da tempo nel degrado verrà riqualificato. È la villetta Quasimodo a 2 passi da Piazza Cairoli e dalla stazione centrale. Diventerà una piazza a tutti gli effetti. Francesco Triolo. Rifugio di senza tetto e spacciatori, più volte vandalizzata, giochi vecchi arrugginiti, panchine danneggiate, ma adesso per la villetta Quasimodo a Messina si prospetta una nuova vita. Uno spazio verde a 2 passi alla stazione dalla centralissima Piazza Cairoli che più volte i cittadini hanno chiesto venisse riqualificato per tornare alla libera fruizione. Il Comune di Messina ha deciso di investire 473.000 euro in un progetto di riqualificazione ed affidare il compito a Messina Servizi di curare il restyling. Per la villetta Quasimodo il progetto prevede la trasformazione in piazza senza più la recinzione e poi nuovi giochi, verde, illuminazione. Non è roba da poco a Messina, dove gli spazi verdi mancano e quella villetta da tempo non è più frequentata da famiglie e bambini. La novità principale sarà proprio quella di eliminare totalmente la recinzione in cemento che circonda il perimetro della villetta e che nel tempo l'ha reso un luogo infrequentabile, soprattutto nelle ore serali. Prevista l'installazione di nuovi giochi per bambini, un sistema di panchine che creano un gioco circolare intorno agli alberi, aiuole e spazi verdi ed un nuovo sistema di illuminazione. L'idea è quella di creare un luogo di svago adatto a tutti in una zona che è altamente frequentata anche dai viaggiatori, ma uno spazio soprattutto a misura di bambini e famiglie. Adesso il maltempo che ieri si è abbattuto sulla Sicilia ha provocato danni soprattutto nelle zone di Palermo e a Siracusa, Catania. Nonostante il forte vento c'è chi ha scelto di andare a fare una passeggiata sul lungomare. Oggi intanto è allerta gialla su tutta l'isola e le previsioni per i prossimi giorni non sono incoraggianti. Il servizio. E allora rientriamo in diretta, parliamo sempre di maltempo perché a causa delle avverse condizioni meteo, in considerazione dell'elevato numero di richieste di prenotazioni ricevute, gli organizzatori del Presepe Vivente di Ispica hanno comunicato che rinvieranno domenica prossima, 14 gennaio, sempre dalle 16 alle 20, la data della rappresentazione prevista per oggi. E parliamo, prima di andare in pausa, della Lotteria Italia. Catania, tra le città toccate dalla Lotteria Italia, nella provincia etnea è stato venduto uno dei 15 biglietti di seconda categoria che si aggiudicano 100.000 euro. I 5 milioni di euro del primo premio quest'anno sono andati a un tagliando venduto a Milano. E in bocca al lupo a tutti ovviamente i vincitori. Siamo riusciti a recuperare anche il servizio del maltempo e allora ve lo riproponiamo con appunto le immagini che provengono da tutta la Sicilia.
Tra le 12 regioni con allerta gialla per il maltempo anche la Sicilia, che oggi si è svegliata sotto un forte vento che ha soprattutto sradicato alberi in buona parte dell'isola. Qui siamo a Palermo, in via Villa Grazia. Nella zona nord della città una decina le auto danneggiate, grosse piante cadute tra Partanna, Mondello, Capogallo e attorno allo stadio Barbera. Nel Ragusano un albero sradicato ha invaso la strada che da Vittoria conduce ad Acate, in contrada Capraro. A Marina di Ragusa plafoniere della pubblica illuminazione sono cadute su strada e danni si sono registrati al circolo velico. Nell'Agrigentino onde alte abbattute sul molo di Ponente, a San Leone, alberi crollati anche a Licata e un grosso pino acceduto a Sciacca in via Agatocle. A Favignana un'imbarcazione da diporto si è capovolta, mentre a Messina per precauzione chiusi cimiteri e ville pubbliche. A causa della tromba d'aria che ieri si è abbattuta a Siracusa, i blocchi di ormeggio della nave da crociera MSC in sosta all'interno del Porto Grande si sono rotti e ha sbattuto la poppa. Lesionate anche altre imbarcazioni. A Noto un'intensa grandinata ha ricoperto le strade di bianco come fosse neve, ma anche altre località vicine sono state interessate da maltempo, come Ispica, Modica, Rosolini e Pachino. A Catania nessuna segnalazione di danni gravi e questa mattina il forte vento che sferzava in città non ha scoraggiato soprattutto gli sportivi. Le condizioni estreme ci aiutano a migliorare il fiato. Quando fai sport ti affatichi di più è meglio. Quindi la giornata ideale questa? Sì, assolutamente, soprattutto di domenica, poi fine settimana almeno uno si ritaglia il tempo giusto per fare sport. Il vento non vi scoraggia? No, assolutamente no, anzi è bello. Occasione propizia anche per gli acquisti al mercatino di Ognina. Bisogna fare la spesa. Farà anche una passeggiata? Serve anche una passeggiata. Perché... Il maltempo si sta intensificando in queste ore e si concentrerà sempre più al centro-sud con temperature in calo e precipitazioni intense. Nei prossimi giorni ancora instabilità. Lunedì difatti ritroveremo la zona di bassa pressione con occasionali piogge, rovesci e temporali, soprattutto sul trapanese, sulla costa meridionale dell'isola, ancora venti forti di tramontana e maestrale con mareggiate appunto sulle coste esposte, temperature invernali, tanto che qualche fiocco di neve scenderà sull'entroterra. Martedì parziale miglioramento, quindi poi andando verso metà settimana andremo via via verso un miglioramento, si esauriranno i fenomeni, a parte qualche piovasco sulla parte tirrenica, e poi anche i venti inizieranno piano piano a attenuarsi. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina di sport. Ancora bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, cominciamo con il Catania che oggi in casa del Crotone affronterà appunto i calabresi per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Fra i convocati ci sono anche tanti nuovi acquisti, compresi Celli e Costantino. Ce ne parla Marco Carli. Una partita per una squadra camaleontica e un po' ignorante calcisticamente parlando, si intende. L'ha detto anche Lucarelli parlando dei giocatori che daranno il loro contributo al Catania nel prossimo futuro. Servirà un Catania sfrontato ma capace di capitalizzare i momenti importanti del match oggi contro il Crotone, altra squadra di rango del girone, altra compagine come il Benevento appena affrontato nella partita che ha preceduto le vacanze natalizie, che era in A qualche stagione fa. Un Crotone che mancherà di Tumminello squalificato, mentre negli etnei non ci saranno Rocche e Bois, oltre a Marsura e Mazzotta, convocati invece i nuovi acquisti, fra cui gli ultimi arrivati Costantino e Celli. Sono state ore molto adrenaliniche, di grande emozione, ancora non realizzo bene insomma il tutto, però sono molto, molto carico e molto felice. Catania è una piazza importante con una storia importante e spero di ripagare una piazza così con la mia forza e voglia di dimostrare sempre. Lucarelli conferma la difesa a 3, è pronto a dare spazio ai nuovi, ma dopo aver chiesto a chi c'era già di dare il suo contributo come a Benevento, dunque pronti Castellini fra i migliori in Campania, così come Zanellato e Zammarini in mezzo, mentre torna Di Carmine in attacco. Crotone e Catania sarà come sempre seguita da Telecolor, diretta a partire dalle ore 18, con i collegamenti dallo stadio, i commenti da studio e alla fine le interviste ai protagonisti. Adesso il Messina che tra poco ospiterà l'Audace Cerignola con l'obiettivo di centrare il quinto risultato utile consecutivo dopo 2 vittorie e 2 pareggi prima della sosta. Giallorossi con la novità Rosafio, assenti Lia e Buffa. Ce ne parla Sergio Colosi.
Uomini contati per il Messina nella sfida di oggi al Francoscoglio contro l'audace Cerignola. Non convocati Lie e Buffa, rescissioni con De Matteis, Ferrara, Zammit e Darini. L'unica novità di mercato è Marco Rosafio che parte dall'inizio. Fumagalli in porta, in difesa Manetta e Pacciardi centrali con Salvo e Ortisi e Lati. A centrocampo Franco, Firenze e Frisenna. In attacco il rientrante Plescia e Rosafio con il capitano Ragusa a completare il reparto più discusso. Cerignola con qualche assenza ma forte e ambizioso, come confermato dal tecnico Giacomo Modica. Noi siamo in 16 per ora, quindi se loro parlano di defezione noi dobbiamo essere sottoterra. Questi cercheremo di far bene. L'anno scorso loro sono arrivati a fare pure una seconda parte di playoff. È una squadra importante, è una società importante, nonostante sia una cittadina ridente di 60.000 abitanti più o meno, hanno strutture, hanno possibilità di fare quello che è nelle condizioni di poter fare, quindi massimo rispetto perché hanno fatto veramente qualcosa di lodevole in questi 3 anni. Modica parla anche di mercato e non nasconde l'amarezza per l'immobilismo del presidente Sciotto. Dovremmo attivarci anche noi, perché siamo incondizionali, è d'obbligo per tutti. Abbiamo tanto portato Rosafio, diamo il benvenuto e cercheranno attraverso quella che sarà la disponibilità e il desiderio di mettere a punto questa squadra, ancora dei tasselli che mancano. Dopo il Cerignola ottavo, a seguire impegni ancora più difficili contro la Casertana seconda e il Taranto quinto. Adesso parliamo di pallacanestro maschile, campionato di Serie A2, il derby siciliano lo vince il Trapani che sbanca il Pala Moncada di Porto Empedocle, superata la Fortitudo Agrigento per 76-98. Ne parla Davide Sardo. Il derby siciliano dell'Epifania finisce con un netto successo del capolista Trapani. Alla Pala Moncada di Porto Empedocle la Fortitudo Agrigento si arrende 76-98. Vittoria mai messa in discussione, degranata nettamente più forti degli avversari. Il quintetto agrigentino del neo coach Calvani nulla ha potuto contro la corazzata del presidente Antonini. Bella corrige di pubblico, al derby hanno assistito oltre 1000 spettatori. Partenza sprint degli ospiti avanti al primo quarto 16-27. Trapani non stacca mai la spina e chiude a metà gara sul 33-50. Agrigento esce dall'intervallo più combattiva e tiene testa al Granata. Un equilibrio sostanziale nell'ultimo quarto che si conclude con un parziale di 28-32 per un punteggio totale di 76-98. Superativa prova dell'americano del Trapani Jaden Ott, autore di 29 punti. Nel girone verde di A2 i Granata sono primi con 34 punti e 10 di distacco sulla seconda. Agrigento invece scivola al 10° posto con 10 punti ed è ufficialmente in crisi di risultati. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Antenna Sicilia questa sera alle 20, allora non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti.